My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time, well it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, roll on, meet me there, roll on, paradise, roll on, meet me there, roll on, paradise, roll on, meet me there, roll on. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Il giro non finisce mai, non a caso Amore Infinito è il claim della manifestazione che appassiona tutta Italia e che noi questa sera rivivremo, così come abbiamo riassunto nella copertina. Non mancherò poi di ringraziare tutta la squadra di Telefriuli che ci ha permesso di seguire la 2 giorni in rosa nella nostra regione in più punti. Dicevo, già nella nostra copertina l'abbiamo fatto, l'obiettivo di questa serata è di emozionarci ed emozionarvi ancora per seguire a qualche giorno di distanza quelli che sono stati i momenti salienti delle 2 tappe che hanno visto protagonista la nostra regione, ma anche un modo per dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, in primis ovviamente a Enzo Cagnero, che saluto. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti. Questa sera ti faccio da angelo custode, ma in realtà ormai l'angelo custode del giro in Friuli sei tu, con i tuoi angeli questa sera. Mai angelo custode più grande. Senti, hai visto che complice la rottura del vestito, e non era voluto, ci siamo anche coordinati sul colore non te l'ho rosa. rotto io, No. chiaro. Sia chiaro, sia chiaro. Davanti a noi, e li conosceremo tra poco uno ad uno, o meglio, sentiremo qual è stata la loro esperienza, la loro emozione al giro, amministratori, rappresentanti di gruppi, insomma tutti coloro che appunto assieme ad Enzo Cagnero hanno permesso che si potessero vivere queste giornate straordinarie. Quindi arriveremo da loro, è un modo Enzo anche per te per dire grazie. Tu, una cosa che
che mi piace tantissimo di te, non te lo dico per piaggeria, questo te l'ho già detto, il fatto che tu ti ricordi sempre tutti i nomi. Io stasera, per chi magari vedo per la prima, la seconda, la terza volta, dovrò un attimo andare a rivedere. Tu su centinaia di persone che coordini, trovi tu, non so, quelli della protezione civile, ciao Mario, ciao Giulio, ciao Mi è Luigi, rimasto solo sempre. quello, E poi dici grazie a tutti. Mi è rimasto solo quello. E poi hai sempre la premura di dire grazie, questa è un'altra cosa bella. Senti, di giri ne hai visti e ne hai vissuti tanti. Questo giro in particolare, questa doppietta, queste 2 tappe 2018, cosa lasciano dentro di te in particolare? Parto un momentino dal perché quando mi avete chiesto di fare questa serata, ho ritenuto di chiamare qui una rappresentanza, perché non potevo chiamarli tutti, delle strutture, delle associazioni, dei comuni che hanno contribuito a queste 2 giornate. Dire grazie è indispensabile. Oggi la gratitudine è un sentimento che non si sente più da molte parti, anzi è ormai abbandonato. Io invece dico che se noi siamo qui da 15 anni è perché c'è una struttura di volontari, di amici, di persone che hanno dato sempre il massimo. Dopo li vedremo uno per uno, ripeto, ognuno rappresenta un qualche cosa, un gruppo e qualche cosa. Quindi questi 2 giorni, ogni edizione ha avuto le sue caratteristiche. No, sì, questa è stata la più difficile, di gran lunga la più difficile. Motivo sicurezza? Motivo sicurezza, motivo di un certo allarmismo di cui ero al corrente, ma non si poteva trasmettere preoccupazione alla gente all'esterno. In una conferenza stampa il sindaco di Ovaro, Mara, ha avuto a dire che c'era un po' di preoccupazione, è stata subito zittita dal questore perché non si parla di preoccupazione e di timori, ma in effetti questo lo avevamo, qualche cosa poi si è verificato, però tutto si è svolto in un modo incredibilmente positivo. A tal proposito, proprio oggi si leggono le parole del questore Cracovia che definisce quello dello Zoncolan, quello della tappa appunto, che è da San Vito al Tagliamento porta lo Zoncolan, un modello di sicurezza che ha funzionato e che potrà essere riproposto. Ecco, in tempi in cui appunto tu dici l'allarmismo, però è vero che comunque sono cambiate, cioè dovete rispettare tante norme, indubbiamente bisogna avere tante accortezze. Ci vuole tanto buonsenso. Io devo dire che la questura di Udine in particolare, gli uomini della questura di Udine, ne hanno dimostrato tanto e hanno avuto fiducia in quello che stavamo predisponendo. Pensate che chiudere da 3 lati lo Zoncolan e fare un'operazione di quel genere è stato molto difficile, molto laborioso, ma col buon senso siamo arrivati. Certo, se l'avessimo voluto fare stringente non si faceva, non si può fare. Tanto è vero che per il futuro, se ci dovrà essere di nuovo lo Zoncolan, bisogna congegnarlo in un modo diverso. Forse io ho in testa di quello che si può fare, ma certamente è stato molto difficile, laborioso, qualcuno di loro lo sa bene qua, in modo particolare. Devo dire questo, che tutti hanno svolto molto bene la loro parte, anche gli uomini della sicurezza hanno svolto la loro parte, ci sono stati dei fermati, ci sono state delle situazioni un po' delicate che sono state risolte senza confusione, ma con concretezza, e questo a me piace. Anche a San Vito al Tagliamento è stato fatto un lavoro egregio, perché noi abbiamo avuto San Vito al Tagliamento e Tolmezzo come sedi di partenza. Sì. Hanno dimostrato di essere all'altezza e di aver svolto bene il loro compito. Indubbiamente anche qui scontiamo delle cittadine bellissime, straordinariamente belle, dove se avessimo la piazza 3 volte più grande sarebbe tutto molto più facile. Però la piazza è quella che è, però hanno risposto Tolmezzo e San Vito al Tagliamento molto bene. Io qui c'è un assente che questa sera non ha potuto essere, che è il comandante della polizia UTI territoriale, si dice così, credo di non sbagliare, Alessandro Tomat, che ha fatto a Tolmezzo e in tutta la Carnia, perché lui era responsabile da Tolmezzo fino a Sappada, perché l'UTI è questa, e ha fatto un lavoro egregio, propositivo. Io gli ho scritto, gli ho mandato i complimenti e gli ho detto: sei stato una persona propositivo nelle difficoltà, cioè se c'era un problema cercava di risolverlo.
E questa è la gente che mi piace. Allora, poi nella seconda parte di trasmissione cominceremo proprio da loro, insomma, dalle città di partenza, delle due tappe della nostra regione. Vedete che in sovraimpressione, oltre alle immagini che abbiamo raccolto appunto nelle varie località, c'è anche il nostro numero per SMS e WhatsApp, se volete scriverci, magari fare qualche proposta, Enzo, perché intanto mi hai dato una notizia, che c'è il futuro, io già sono contenta. Ma bisogna vedere quale futuro, Il futuro com'è? c'è sempre, guai se ci fermiamo. Sì, ma c'è un futuro, cioè Enzo Cainero, Te lo dico dopo, te lo dico dopo. non ancora. No, è troppo, ho un minuto solo per parlare. Tu dici, devo parlare no, di- ma anche perché sei fuori, che sei anche televisivo, perché tu dici lasciamoli lì incollati che ci guardano. No. Allora, nell'attesa, i complimenti sono stati tanti, sono meritati, ci sono dei complimenti che sono stati particolarmente graditi perché magari inattesi, non so se hai visto in questi giorni il video che aveva pubblicato Mauro Casciari, che ha inviato di Radio 2 e di Rai 2 al Giro, lui è un ex Iena, giornalista, conduttore radiofonico televisivo, ha pubblicato un video su Sponte, sulla sua pagina social, devi iscriverti ai social altrimenti non le vedi queste cose, ma te le faccio vedere io. Sono un uomo vecchio Ascolta, stampo. ascolta cosa ha detto del Friuli. Saluti cari da Mauro Casciari, ciao, buongiorno. Io sono con la Rai al Giro d'Italia, no? E siamo in Friuli e pensavo che uno fa il giro del mondo, cerca i posti all'estero, va in Colorado per le montagne, no? Poi ti trovi così lungo la strada e nella pace senti gli uccellini, ti rendi conto che tutto quello che cerchiamo ce l'abbiamo già, senza fare poi tanti giri lontani. Cioè, qui esci dall'albergo, c'hai questo. Non so, magari non rende l'idea, probabilmente no. E non è che sono, dico, in cima al mondo, non è che ho fatto 200 km a piedi, 200 metri nel bosco, così. Magnifico, ragazzi. Tutto curato, tutto perfetto, Friuli. E poi anche di qua, scusate, c'è anche di là che non si nota, ecco. Quindi magari la prossima volta che mi ci metto anch'io, dobbiamo andare in vacanza, che uno cerca, poi ti accorgi che in Friuli c'è già tutto. Che pace, ragazzi. Che poi spesso uno magari pensa, sì, le montagne, il Trentino, provate il Friuli. E i friulani e le friulane. E non ve ne pentirete. Saluti cari da Mauro Casciari. Buon Giro d'Italia a tutti. Viva il Friuli, ragazzi, spettacolo. E tra l'altro le Alpi Carniche, ragazzi, si fanno strappare i capelli. Sono secondo me sottovalutate, non ci si pensa spesso, ragazzi. Le Alpi Carniche sono una roba, cioè, di un altro pianeta, veramente profonde, aspre, magnifico, verdi, forti, fantastico. Magnifico, che sono più là comunque, vabbè, anche qua, però anche di là verso l'altro versante, fantastico. Oh ragazzi, venite in Friuli, se non volete fare il giro del mondo, a trovare quello che avete già qua. Ciao. Insomma, non finiva più, cioè ogni momento sembrava finisse il video, tanta fatica, ma poi tu che hai a cuore proprio la promozione sai di perché questa sono terra. contento di Sì. sentire questa persona? Forse il sindaco di Tolmezzo mi è buon testimone. Tu devi sapere che tra le tante cose che abbiamo dovuto fare, a Tolmezzo domenica abbiamo dovuto spostare le messe e annullarne una. Ho letto, siccome guardo i social, ho letto che il sindaco ha ringraziato anche per questo spostamento. Questo signore qui, che era sulla console di Radio 2, no? Sì. Aveva cominciato a fare musica a pieno regime alle 9:30, mentre il Monsignore faceva la messa. E allora sono andato a dire per piacere, no? Ma non sapevo, allora guardate, lì c'è la messa, e quello non ci può... Allora è stato gentilissimo, adesso lo vedo per la prima volta e so come si chiama. Vedi. Allora, pubblicità, ricominciamo tra pochissimo a ripercorrere la 2 giorni del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in nostra compagnia in questa serata in rosa. Partiamo dalle partenze, così con un gioco di parole, con una ripetizione. Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito, al tagliamento, ha vissuto questa emozione anche di dare il via. Quello credo che sia bellissimo, una cosa da provare una volta nella vita. Una cosa emozionante, bellissima, ma soprattutto la cosa che più si vive è questo
accorato coinvolgimento di tutta la gente in questo che è unico, e credo che davvero, quando abbiamo detto il Giro a San Vito Amore Infinito, corrisponda fino in fondo a questo sentimento. È stato più di quello che si aspettava, ancora i giorni Molto di precedenti, più, se lo molto di immaginava più, come... perché gli amministratori hanno sempre preoccupazione per quanto riguarda una qualsiasi iniziativa. È chiaro che di fronte a questa, essendo per la prima volta, non si aveva la certezza della dimensione del coinvolgimento. Beh, devo dire che chi è venuto a San Vito ha potuto vedere. Noi siamo stati ovviamente anche molto contenti di essere in qualche modo riconosciuti come maglia rosa delle tappe di partenza, ma lo dico senza, proprio perché vi è stato questa coralità di partecipazione. Chi passava per le vetrine di San Vito coglieva subito questa volontà di esserci. Ecco, credo che questo ci porta a dire, perché rilanciamo subito, ci porta a dire che siamo pronti anche per le prossime, senza dover aspettare il 110° Giro d'Italia. Quindi lancia già anche lei sul Certamente. futuro, rilancia insomma. Assolutamente. Guarda che tu sei abituato e stasera ti chiederanno tutti di tutto, quindi, ma tanto ormai sei abituato, penso da un bel po'. Carlo Candido, assessore del Comune di San Vito, la sua esperienza, qual è stata appunto in questa giornata, in questa partenza di tappa? Beh, sono state 2 giornate entusiasmanti, oltre a tutto il periodo in cui abbiamo preparato queste 2 giornate, perché c'è stato venerdì la Notte Rosa, partecipatissima a San Vito. Ho letto sui giornali, io non ho contato quanti erano i presenti, un giornale ha detto 10.000, un altro giornale ha detto 15.000, Classico comunque problema, la sì. gente era tantissima e ha partecipato, erano tantissimi anche sabato mattina naturalmente. Però la cosa più bella secondo me è proprio stata la risposta della gente nei giorni, nelle settimane precedenti, perché noi come Comitato Tappa, come amministrazione comunale, credo che abbiamo fatto del nostro meglio per colorare di rosa San Vito, per cercare di rendere davvero un clima avvincente, entusiasmante e coinvolgente. Però c'è stata la risposta della gente, d'accordo i negozianti che hanno addobbato in modo straordinario le loro vetrine, però proprio le persone, anche tutti quanti hanno cercato di mettere una bandiera rosa, un fiocco rosa, anche in quelle strade dove magari il giro proprio non passava. Vie che erano nascoste, che non avrebbero partecipato in diretta alla festa, però anche lì le persone, c'era proprio questa voglia di partecipare. Secondo me questa è stata la risposta più bella che la gente poteva dare a questo fenomeno, che non è soltanto sportivo, perché il Giro d'Italia travalica lo sport, è qualcosa di emozionante, di sociale, è bellissimo. Dietro a voi c'è Giuseppe Bazzana, delegato alle partenze. Beppi mi ha detto di dire meglio, preferisce o siamo formali? Sì. Va bene, Beppi. Io è diverso tempo che faccio... Infatti, volevo dire, qua vi conoscete da un bel po', collaborate, no? Lui se ritoglie le partenze muore. Muore. È vero. Questo è vero, quello che dice Enzo è vero. No, ma dico, Qual è stata la prima esperienza? Ma diciamo che in 15 anni avrò fatto 12 partenze, mi pare, 12 o su per giù. Ma cosa vuol dire? Spieghiamo come si articola il lavoro. Proprio, Allora, cioè, cosa... sempre sotto la regia di Enzo Gainero, io sono il coordinatore fra i comuni che chiedono di fare la partenza e l'RCS del Giro d'Italia. Sì. Pertanto il comune ogni anno cambia e pertanto l'esperienza deve cominciare da zero. Io che sono abbastanza esperto in questa materia, diciamo che è un divertimento adesso diventato, però i comuni chiaramente bisogna un po' anche seguirli, perché sennò altrimenti non riescono a... Certo, bisogna trasmettere tutte quelle cose che sono imparate nel tempo, come si fa, quali sono le cose migliori da fare, come gestire E poi resto sempre in collegamento con l'RCS, perché con Marco Nardoni e Marco Ghisda, che sono i due che fanno le partenze al Giro d'Italia, che loro praticamente in ogni momento che c'è qualcosa io devo informarli e vediamo come risolvere il problema. Sì, detta così a me non sembra particolarmente divertente, cioè voglio dire che è un impegno, cioè responsabilità, attenti a 1000 cose, e il pensier, cioè... No, guardi, c'è una passione infinita. La più grande per soddisfazione è quando arriva il giorno della partenza, vedere tutta quella gente che magari anche ti saluta, che tu neanche non la conosci, praticamente che ti fanno i complimenti, e questo è, diciamo, quello che è
il grosso lavoro che viene a concludersi felicemente, è tutto lì. Tra poco arriviamo a Tolmezzo, che è stata appunto città di partenza della Tolmezzo Sappada, dopo lo Zoncolan, il giorno dopo lo Zoncolan. Tra l'altro avete preparato una torta, giusto, per Froome, l'abbiamo vista nella copertina. Sono state giornate di compleanni, De Marchi lo Zoncolan, Froome invece il giorno della Tolmezzo Sappada. A Tolmezzo Silvia De Michelis ha incontrato Vegni e Cassani, allora li sentiamo entrambi cosa hanno detto di questa reazione del Friuli, la risposta del Friuli al Giro d'Italia. La risposta della nostra regione è sempre stupenda. Sai, è una vera festa, anche ieri qui proprio a Tolmezzo, a Ovaro, ieri sera, si respira un'area di festa, c'è una grande partecipazione, poi sai, l'organizzazione abbinata RCS, l'organizzazione locale è fantastica per la sicurezza dei corridori, quindi tutte le volte che veniamo qui è un piacere perché ti gusti il Giro d'Italia in tutte le sue forme, corridori, salite, montagne, difficoltà e calore della gente. Sicuramente questa è una terra di appassionati, ieri è stato uno spettacolo fantastico, oggi qui a Tolmezzo ugualmente, insomma il Friuli è una terra che parla di ciclismo, per cui ben venga sempre il Friuli. Enzo, uno di noi, Zoncolan e non solo nel cuore, ci scrive un telespettatore, un altro invece ti fa una domanda. Enzo, ma il mondiale di ciclismo lo portiamo o no in Friuli Venezia Giulia? Il Friuli Venezia Giulia ha il percorso più bello che abbia mai visto al mondo per fare un mondiale di ciclismo. Però ha due problemi. Uno che è localizzato a Trieste. E se chiudi due strade a Trieste hai chiuso la città per una settimana e ti impiccano. E secondo che oggi per fare il mondiale ci vogliono 18 milioni di euro. Tant'è vero che Vicenza, che voleva prenderlo, probabilmente non lo prenderà, ma se qualcuno sente questo messaggio siamo ancora in tempo a prenderlo per il 2020. Lanciamo un crowdfunding. Guarda che la settimana tricolore che abbiamo fatto nel 2000, giugno 2000, sono passati 18 anni, è stata sul circuito di Trieste, di Opicina, Anda e Rianda, dove ha vinto Bartoli, primo Bartoli, secondo Simoni, terzo Nardello, è stato un campionato italiano che tutti si ricordano. E se vai a chiedere ai corridori, e in quell'occasione io conobbi i ballerini, se vai a chiedere ai corridori quello è il percorso più bello, perché Trieste è difficile, Trieste ha il vento che complica tante cose, però purtroppo se la chiudi diventa un problema. Tant'è vero che quel giorno facemmo solo una giornata, l'indomani c'erano 3 pagine di elogi e una pagina di insulti perché avevamo chiuso il traffico sul piccolo di Trieste. Però Trieste ha il percorso più bello che abbia mai Era comunque visto. un 3-1, dai, insomma. Allora, pubblicità, ci separiamo ancora per qualche istante, poi torniamo. Diego ci scrive, grande il Giro d'Italia a San Vito, tanta gente. Scriveteci ancora, numero in sovraimpressione per raccontarci anche quello che è stato il vostro giro. Io chiedo alla regia se può mandare le immagini che proprio le persone ci hanno mandato. Ringrazierei in particolare Valentino Zardini, Giorgio Straulino e poi Carlo Petris che ci ha mandato i video da Ampezzo, per Agonia il sindaco Alma Conci che ci ha mandato anche alcune immagini, insomma grazie, anzi le abbiamo pescate, abbiamo chiesto se potevamo pescare qualche immagine bella che aveva su Facebook. Queste sono insomma l'esperienza del giro. Valentino Zardini infatti ci ha mandato queste foto dicendo vedi c'è l'hotel, poi c'è la sala colazione, hanno dormito in tenda aspettando quello che era poi quella che era la salita sullo Zoncolan, hanno scattato la foto a Froome a 5 km poi dall'arrivo. Volevo, mentre vanno queste immagini, anche perché tu Enzo mi hai regalato un sacco di curiosità, insomma di riscontri che hai ricevuto in questi giorni, un messaggio molto suggestivo, bello, che ti è arrivato, è da parte di un certo Dante, perché nella mail è firmato solamente così, poi vado a leggere l'indirizzo mail ed è Dante Spinotti. Caro Enzo, fantastica la tappa dello Zoncolan di ieri, vista in Rai qui da Los Angeles, grande, complimenti. Sì, poi le ho parlato, è una mail da premio Oscar. È bella cosa. Sì. Questo testimonianza, voglio dirlo,
che la RAI International diffonde le tappe in tutto il mondo, quindi una enormità di italiani nel mondo, e sono tanti, riescono a vedere le tappe del Giro d'Italia. È vero, è importante questo, ma è importante anche poi tutto quello che è appunto l'impatto mediatico e quindi la pubblicità vera e propria che questo territorio si può fare, e poi gli stranieri che vengono qua direttamente, ne abbiamo incontrati tanti. Questo credo, Francesca, sia stato il giro, no credo, sicuramente il giro degli stranieri. Più cosmopolita. Ne abbiamo viste di tutte le provenienze possibili e immaginabili. Per esempio una struttura ricettiva di Ovaro, se non sbaglio, no, una struttura ricettiva. No. Ma se vuoi dillo, insomma, se ti Di hanno Ovaro, mandato. sì. Di Ovaro. Ti ha mandato un riscontro dei clienti che ha avuto, grazie alle sue intuizioni, scrive: ho avuto clienti da Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, eccetera. Quindi non basta, c'è ancora... Questo è un esempio di qualcuno che ha saputo investire sul ciclismo, sul cicloturismo, ed ha notevole successo. E se andate a vedere, io non sono un uomo di social, te l'ho già detto, sì, però ieri mi hanno fatto vedere il filmato che ha fatto Chris Froome quando è stato in quell'albergo, che dura 7 minuti. Quando è venuto a fare la ricognizione. 7 minuti, ha mostrato l'albergo, le stanze, il filmato e tutto, ed è una promozione spaventosa. Ennio da Gemona augura buona serata a tutti. Mandi Enzo, che ne pensi di riportare il giro a Gemona per suggellare con una tappa il gemellaggio tra Felden e Gemona da 60 anni? Manca la piazza. A Voltois c'è una bella piazza, sai? Sì. Poi, Enzo, quando rifacciamo il cross di Zoncolan? Aspettate. Aspettate la fine della puntata, perché vi dirà di più. Cagnero tutta la vita, super, Mandi, Bepi, Udine. Ancora tanti messaggi. A proposito di stranieri, qualche assaggio, 1, 2, 3 ne abbiamo presi, simpatici. E allora ti mostro le interviste raccolte appunto in vari luoghi, sullo Zoncolan in primis. Czech Republic, if you know Praga. Yeah. So. And what about this nice bicycle made of wood? Actually, this is sculpture bicycle. It's not just a bicycle. It's my art project called Sculpture on Wheels. So this is sculpture bicycle called Giralinda. Giralinda. Giralinda, you can see all Italy here. It's for Giro d'Italia. Tribute to Giro d'Italia racers. Quindi viene dalla Repubblica Ceca, questa bicicletta è un tributo, un omaggio speciale per il Giro d'Italia con anche tutta una serie di firme, but you can ride it. Of course, 100%. E sventola la bandiera colombiana e ciao, sei la vittoria! Li abbiamo trovati l'anno scorso sul Piancavallo, li ritroviamo sullo Zoncolan, 2 giapponesi che a quanto pare quando il Giro arriva in Friuli non se lo perdono mai. Anche con la bandiera friulana. So what about this day? Well, we have come here to watch Giro d'Italia for Monte Zoncolan finish, and we are so excited about it. We also rode a bicycle and then tried Monte Zoncolan, and it was so hard. So you did it? Yeah, no more bike. Ok, perfetto, quindi sostanzialmente anche quest'anno hanno voluto esserci e quale posto migliore dello Zoncolan, hanno anche noleggiato una bicicletta per provare la salita, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta 2 volte. Noleggio, allora abbiamo qua, questi giapponesi sono amatissimi. Bepi, intanto dimmi, li hai portati tu qua, mi dicevi? Allora, questa coppia che avete visto quest'anno arrivare qua è la seconda volta che viene in Friuli. L'anno scorso ha fatto il Piancavallo, quest'anno lo Zoncolan. Li ho conosciuti quando si era in Giappone, quando si era giù nella discesa del Monte Fuji, che erano semi nascosti, e ho visto nella maglietta della signora che era scritto, ma poco così, Giro d'Italia. Dico, ma scusa, ma come mai avete questa maglietta? Dice, noi veniamo tutti gli anni sulle Dolomiti. E no, dico, guarda che adesso vieni in Friuli
e si sono talmente innamorate che ci scriviamo mediamente ogni 15 giorni. Oggi mi è arrivata un'email e mi ha fatto vedere cosa lui ha messo sul blog. Ha messo addirittura il marchio che Cusick gli aveva messo sulla bicicletta perché gli avevo procurato 2 biciclette a noleggio. La signora in 2 giorni ha fatto 2 volte lo Zoncolan. Hai capito? Poi diamo un attimo il microfono a Enzo. Enzo, tu solo una invece, ti ha battuto allora. Abbiamo le tue immagini a Villa della partenza, ma hai avuto anche una serata un po' difficile la sera prima, giusto? Anche questi due a Ovaro hanno mangiato e bevuto. Quindi non ci sono scuse. Quindi? Quindi non ci sono scuse, se anche... Ma chi? Anche questi due chi? Giapponesi? Giapponesi. Appunto. A Ovaro la notte rosa. Lei l'ha fatta 2 volte, tu l'hai fatta una volta. No, scherzo. Una volta fatta... e solo no, Sì. ormai, insomma, è andata così, è andata. Ecco, no, era perché c'è stata anche una bella serata con Simoni, poi lo sentiremo. Sì. Sono stati dei giorni intensi, direi, come sono sempre, a fianco di Enzo Cainero, no? Tu in particolare poi sei responsabile per l'assistenza tecnica e rappresentanza degli sponsor. Mai come quest'anno, ad esempio, proprio allacciandoci ai noleggi, ho esaurito tutte le biciclette elettriche, avevo fuori 40 bici elettriche noleggiate e se ne avessi avute ancora 40 avrebbe avuto bisogno ancora di 40 e anche parecchie bici da corsa, non solo i giapponesi, perché come diceva Enzo quest'anno è stata l'invasione di stranieri a vivere non solo diciamo, la tappa ma a vivere un po' di giorni le nostre montagne. E parlando, poi torno da te ancora Enzo, ma parlando di Fuji mi veniva in mente adesso il collegamento diretto perché comunque anche con Marco Floreani avete vissuto questa esperienza, poi abbiamo anche una foto per quanto riguarda il ciclismo, in particolare quindi Daniele Cycling Team con tutto il gruppo dei ragazzi della squadra da Daniele, avete incontrato De Marchi, intanto raccontami di questa foto, poi arriviamo anche al Giappone, adesso ce la propone la regia di Gian Domenico Ricci che ringrazio. Sì, questa è una foto fatta a Tolmezzo con i ragazzi di Buia che noi sponsorizziamo assieme ad altri sponsor e questi ragazzini sono praticamente il futuro, no, del ciclismo che poi si spera passino professionisti. De Marchi è un esempio di un ragazzino che viene fuori da quel vivaio lì e poi pian piano si è fatto strada. Nessuno avrebbe detto quando era in quella categoria lì che sarebbe potuto diventare un professionista, però lui ha saputo con caparbietà farsi largo attraverso le varie categorie ed arrivare al professionismo facendo il Giro d'Italia, il Tour de France e le gare più importanti del World Tour. Per cui questa è la prospettiva che diamo a questi ragazzi, dobbiamo continuare a seguirli perché è importante. Più vicino al microfono, più vicino al microfono, okay. Scusami Marco. Ecco, sì. Per cui questa è una bella foto fatta lì con i genitori e con De Marchi, vedete nel mezzo, prima della partenza di Tolmezzo. Giappone invece... Perché tra l'altro hai delle news da darmi, no? Forse. Boh, aspetto da lui le news, io. Ah sì? Com'è? Sì, il Giappone allora è pronto, difatti dopo ci metteremo d'accordo, andrò a trovarlo in ufficio domani o dopodomani o lunedì per far vedere il programma che abbiamo finalmente messo a posto, è finito ed è definito completamente con la società che in Giappone ci dà una mano per la realizzazione di tutta la logistica. Per cui siamo pronti per partire anche quest'anno. Di la data, 9 ottobre. 9 ottobre, dal 9 al 19 di ottobre, esatto. Questa è la data che abbiamo messo nel programma. E speriamo di portare ancora parecchi ciclisti dal Friuli, dall'Italia, in quel paese meraviglioso che è il Giappone. È un programma ricco perché oltre a Tokyo quest'anno si andrà anche a Kyoto, per cui è un programma anche dal punto di vista turistico molto ben ricco di novità e paesi da visitare. Mandateci video, foto, tutto quanto, se non volete portarci. Sui gemellaggi una novità sì. di questo pomeriggio. Ah, ecco, vedi che c'era una novità. Per interposta persona, non ancora direttamente, ma ci è stata chiesta un ulteriore gemellaggio. Ah. Per Chiade Ventavecchio sfrutta. Con un monte che è sempre un vulcano, con l'Etna. Caspita. Lì sono i paesini mica tanto male, no Picciul? E quindi, non lo so, vediamo se arriva ufficiale e ci facciamo un pensierino. Dico bene il sindaco di Bisogno. Microfono. Dici benissimo perché lì, proprio intorno all'Etna, c'è una rete di paesi davvero
molto importante e avvolgente. Questo credo che sia... Mi è arrivata trasversale. Io ho detto, come sempre, si può discutere. Vediamo. Vediamo. Grazie al signor Enzo Cagnero per aver avuto la tenacia e la caparbietà di riportare il Giro in Friuli. Questo è un mezzo di promozione eccezionale per il turismo della regione. Il popolo friulano dovrebbe imparare da lui a promuovere il nostro territorio. Grazie ancora da Giorgio da Villanova dello Iudrio. Ancora Cagnero, brava persona, non ci sono più i vecchio stampo. Mandi Mario da Udine. Noi dobbiamo arrivare anche a Tolmezzo, ma è di nuovo il tempo di fermarsi. Passa velocissimo il tempo. Pubblicità tra poco. Vabbè, vi racconteremo anche tutti i retroscena in un'altra trasmissione, tutto ciò che succede durante la pubblicità. Mi autorizzi che mandiamo poi in onda uno speciale di questo genere. Non dimentichiamoci che Tolmezzo è ancora la maglia rosa come villaggio di partenza, questo mi rende orgoglioso. Paolo Boldrini, Mandi da Carnia Bike, e arriviamo quindi a Tolmezzo, alla giornata di partenza della 15ª tappa, Tolmezzo-Sappada, un'emozione incredibile, un significato che va oltre la singola giornata. La cosa che ha stupito anche me, da adesso ciclista della domenica, per quel poco che ho fatto ciclista amatore, è che io ho sempre rincorso il Giro, anche quando veniva in Carnia, ma è passato, non certo con la frequenza che è riuscito a portarlo Enzo Cagnero. Io ero appassionato della strada e degli arrivi. Mi ricordo che fuori di casa attendevo la maglia rosa Visentini e mi sono visto sbucare questo Roche, si è ricordato poi anche storicamente cosa ha fatto, e prima ancora Amsting, poi ero andato a vedere Greg LeMond sulla Sella Valcalda. Questo per dire che questa partenza cosa sarà? Invece abbiamo scoperto una cosa straordinaria, un'emozione davvero unica, perché lì riesci a vedere, forse più che altrove, riesci a toccare il corridore, riesci ad affezionarti all'umanità stessa del corridore, che quando sale una salita è un eroe omerico, è un qualcosa di leggendario. Lì scopri davvero la persona, e lo hanno scoperto tutti i tolmezzini, tutti i carnici, i friulani e tanti stranieri che c'erano. Quella è un'emozione unica. Dietro quell'emozione c'è quello che ha ricordato Enzo, che è il valore della parola grazie, che è vero, ci si sta dimenticando o la si abusa, cioè la si utilizza a vanvera per delle cose che magari con ringraziamento hanno poco a che fare. Qui il ringraziamento riscrive la propria essenza nel vocabolario, perché davvero quando si parla di coralità, senza questa coralità non sarebbe stato possibile. E dietro un paio di scoop, allora, visto che siamo in odore di scoop. Bravo. No, uno lo sapeva Vedi ben, il passato lo sapeva ben, come va? no, ma passato Telefriuli, passato Telefriuli. Uno lo sapeva bene Enzo, che io mi sono giocato il posto da sindaco perché gli avevo promesso che la piazza di Tolmezzo sarebbe stata pronta per il Giro d'Italia. Insomma, ormai è patrimonio comune le lungaggini dei lavori della piazza, ci siamo anche siamo stati capaci di ironizzarci sopra, c'è stato un fallimento di mezzo, insomma. Io, che come amministratore non ho mai promesso niente, lì gliel'avevo detta, perché se no saltava tutto, ed era davvero una cosa che adesso fortunatamente è andata bene e ce lo possiamo dire. L'altro, nella foto prima, una delle foto che sono passate, si è vista una bottiglia di vino. L'altro scoop è che siamo riusciti a mettere in campo come gruppo la lobby del buonsenso. Effettivamente la sicurezza ha impegnato molto, ma quando ci siamo seduti al tavolo e abbiamo capito che si era alzata l'asticella della sicurezza e ci sarebbero stati imposti controlli metal detector, e si è cominciato a sentire no, non passano né i coltellini per tagliare il salame né le bottiglie per andare sullo Zoncolan, abbiamo detto attenzione che per salvare e per tutelare la sicurezza si corre il rischio di creare un problema di ordine pubblico, perché le migliaia di persone che vivono la montagna lo fanno col coltellino del salame per tagliare il salame, con la bottiglia di vino, e lì, anche lì siamo riusciti su quel tavolo lì a dire bene, facciamo vincere il buon senso. E con questo concludo, quando intendevo dire che per far festa ci vuole la testa, bisogna saperla usare, bisogna riuscire anche a sapere trasmettere il messaggio, e io sono contento che insomma molti, la maggior parte possiamo dirlo, a parte qualche piccolo caso isolato, davvero molte persone hanno recepito questo messaggio e hanno fatto in modo che tutti potessimo vivere
festa splendida. Importante questo, davvero. A proposito di sicurezza, responsabile della sicurezza del percorso, anche se le sue condizioni odierne non lo testimonierebbero. Ma migliorate in questi giorni, migliorate. Sta ridi, mi dice. Daniele Pontoni, allora, ci vuoi raccontare o no? Come hai fatto? Meglio di no, no, però c'entra anche Enzo. No. No, bene, a parte gli scherzi, sicurezza del percorso, cosa c'è da fare, cosa si è fatto, cosa significa riuscire a governare o a supervisionare tutti i chilometri del percorso, che erano 182. Beh, innanzitutto io sono qui con Enzo prima di tutto per imparare. Gli sono grato per l'opportunità che mi ha dato per fare questo. Sicurezza del percorso, noi abbiamo guardato... Daniele, spiego imparare, può dire, no, la roba. Lui sta facendo uno stage in ambito CONI con me da mesi, proprio per la fase organizzativa, perché c'è sempre un futuro, o no? Beh, certo, Bravo. assolutamente. Bravo. E quindi abbiamo guardato più la parte, diciamo, della sicurezza per gli atleti, i materassi, le reti sulle discese, si è guardato questa parte qui. Quindi c'è stato prima un giro fatto in bici quando ero ancora sano, il braccio era buono, per vedere un po' dove erano le discese più pericolose, le traiettorie dove sarebbero potuto andare gli atleti, assieme ai ragazzi della Premier Tour con Elvio Antoniaconi e i suoi ragazzi abbiamo lavorato per questo. Quindi io mi sento anche orgoglioso per questo, per quello che ho fatto, perché comunque essendo stato prima atleta, fare una discesa quando sai che comunque puoi andare giù un po' più forte o comunque hai qualcosa che c'è la sicurezza, certo. Puoi andare Io li ho visti passare forte. a Villa quando tornavano e mi sono venuti i brividi, e lì non era neanche discesa, cioè era insomma andando verso Tolmezzo, quindi per chi non sa che velocità si possono raggiungere anche? Sulle discese queste qua da noi non vai molto lontano, 80-90 km all'ora, in caso di bel tempo le fai tranquillamente. Importantissimo. Posso aggiungere due cose. Prima ha fatto un nome Elvio Antoniaconi, responsabile di polo di Ravascletto, persona eccezionale che mi ha dato una grandissima mano e che non ha potuto essere stasera, ma che voglio ringraziare veramente di cuore perché ha fatto tantissimo. Perché dovete sapere che Daniele si è fatto male dopo che avevamo già individuato tutti i punti dove andare a mettere le protezioni, ne abbiamo messe tante, si è fatto male dopo, per cui abbiamo aspettato un momentino che si recuperasse e poi abbiamo fatto il lavoro. Ecco, Elvio Antoniaconi è stato per me molto, ma molto, ma molto prezioso. Dicevo che io arrivo alle salite, poi come gran finale, Moz, devo presentarlo così proprio? Guarda che fisico. Amedeo Sturam. Sono le valli. Vallimpiadi. Sì, vedi devi presentarlo così, perché in realtà Amedeo è solo l'anagrafe, forse. Quindi io sono qua, rappresento le Valli del Natisone, si vede, no? Abbastanza. Rappresento anche Vallimpiadi, rappresento un gruppo di persone che molti conoscono, Enzo in primis, perché organizziamo un sacco di eventi e quest'anno siamo stati coinvolti in primis nella sicurezza sullo Zoncolan, siamo stati anche presenti nella carovana, quindi eravamo impegnati su più fronti. Io rappresento il Valigiano Doc perché sono nato lì e vivo ancora lì, e vorrei sfatare questo mito del Valigiano orso, da leggenda diciamo, no? Perché ci definivano così una volta. Sì. E l'abbiamo dimostrato 2 anni fa con il giro che è passato nelle nostre valli, e vorrei ringraziare per sabato i ragazzi che erano con me a fare sicurezza. Vorrei ringraziare a proposito anche gli alpini di Savogna e i ragazzi di San Leonardo. E mi accodo a quello che ha detto Enzo perché è una cosa importante. La gratitudine oggi è certamente sottovalutata.
Dire grazie vuol dire tenersi buona la gente. Tu sai che se ringrazi uno per quello che ha fatto, il prossimo anno c'è. Questo Ecco, io volevo dire una cosa, bravo Moz. Ecco, tra l'altro gli alpini di Montemaggiore sono per me una tragedia. Perché? Perché tu mangi, se tu bevi, non ti dico come. C'è Dino lì, che ho visto in foto che c'era, capogruppo, che saluto se mi sente. Ecco, volevo dire una cosa. Moz è qui in rappresentanza delle 10 associazioni e società che si sono state poste per la prima volta a gruppi di 12 persone con una pettorina lungo i punti più significativi, a cominciare dalla Polizia di Stato, a Be a Bike Friend, a ITI, a lui, alla Buiese, alla Soccorso Alpino che ha fatto tantissimo. Infatti adesso arriviamo da loro, sì, dalla protezione e magari al Giallo di Casarsa, tutti i gruppi Amici e Bici che hanno fatto una sorveglianza eccezionale. E dirò un'altra cosa di cui domani parlerò con il questore. Io non l'ho visto ancora bene il filmato perché non ho avuto tempo, lo vedrò in fine settimana. C'è stato un passaggio in cui uno di questi sorveglianti ha preso per il copin uno e l'ha buttato giù. Ecco, io lo abbiamo individuato, so chi è e vorrei dargli un premio ufficiale perché gli esagitati vanno fermati così. Poco buonismo e tanta mano. Il dinosauro ti ha fatto arrabbiare? O... Mi ha fatto arrabbiare il dinosauro, non ero lì, ma guarda, l'ho visto il giorno dopo sulla macchina del direttore di corsa sulla salita di Cortina. Mi veniva voglia di fermarmi perché quelle sono le persone... Insomma, tu dici sì, folklore, colore, no, ma, però lontano dai corridori. Sono sotto lontano dai corridori, qua, ragazzi, questo è importante. Enzo e Bepi, Nomola, complimenti e bravi, 2 super tappe sopra lo Zoncolan, uno spettacolo, nemmeno i francesi hanno uno stadio del ciclismo così bello, viva il Giro. E questo era Orazio da Casarsa. Dovrebbero mandare Enzo Cagnero e il suo staff a insegnare come si organizza alla perfezione, un modello di efficienza unico in un momento anche particolare per la sicurezza. Una grande festa, ci scrive un altro telespettatore. Un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, alla sala operativa regionale della Protezione Civile. Questo è un altro messaggio che ci arriva. Allora io vado da Fabio Di Bernardo della Protezione Civile regionale, del coordinamento volontari. Passiamo il microfono. Ripetiamo sempre queste parole: impegno, è stato un grande impegno e lo è da anni ormai il certamente, appunto, per i volontari questa è anche un'occasione per mostrare, ecco, anche questa realtà del Friuli Venezia Giulia che è nota qua nella nostra regione, è nota anche in molte regioni d'Italia dove i volontari dei gruppi comunali e di tutte le associazioni di volontariato che fanno parte del sistema di protezione civile e quindi tutti questi volontari hanno avuto l'occasione, ecco, di essere presenti vicino a questi atleti e grazie appunto all'organizzazione, al dottor Cainero, i volontari dei gruppi comunali hanno provato, dopo aver fatto l'esperienza di proteggere le persone dal fuoco, dall'acqua, dal terremoto, di essere vicini e proteggere questi atleti veramente in un momento di sforzo estremo, come diceva il dottor Cainero. Sono veramente dei grandi campioni, ma in quel momento lì ho provato anch'io l'emozione di capire quanto sono vulnerabili, quindi questo cordone di protezione, no, degli ultimi metri, dove 400 quasi volontari sono saliti solo lì però. Tutto 850 mi diceva. Certo, volontari, però tutto diciamo 800 loro. 850. Quindi il grazie penso anche a nome dei sindaci che sono i capi di questi volontari, perché 128 sindaci hanno dato la disponibilità e quindi i volontari di 128 comuni, complessivamente quasi 1000 volontari solo dei gruppi comunali, senza contare poi gli alpini dell'ANA, il Soccorso Alpino, le tante associazioni che sono state citate. Però ecco, questi volontari che fra l'altro danno una mano a tante, diciamo, iniziative anche sportive di ogni fine settimana, quindi penso che questa occasione sia un grazie che voglio in questa occasione anche rappresentare al dottor Cainero, perché sono io che ringrazio no, voi. ma è un grazie perché ha dato la possibilità, ecco, di vivere questa emozione, però anche per i volontari che erano a San Vito, che erano a Tolmezzo, che erano lungo il percorso in centinaia, quindi al fianco della polizia locale, dei vigili, dei carabinieri, fino a Sappada, che
era anche parte, diciamo, di queste 2 tappe, quindi diciamo un impegno veramente importante, quindi diciamo che grazie, ecco, dell'occasione anche di poter dare Stasera abbiamo detto la serata del grazie. Ci arriva intanto la foto, ecco il momento in cui il volontario bloccava il personaggio. Mandi Daniele El Paiti, solo che non riesco a mandartela lì adesso, Enzo, devi vederla qua bene, godertela qua. È lui. Io È Danilo. Io intanto vado da Sergio Buricelli, che è vicepresidente regionale del Soccorso Alpino. Per voi che ennesima esperienza è stata? Sì, il nostro è un lavoro che forse è un po' più lontano dai riflettori rispetto a tutti quelli che hanno collaborato, però mi piace dire una cosa, che abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione di questa grande meraviglia a cui noi abbiamo dato un piccolo contributo, un sistema integrato che funziona normalmente. Insomma, noi normalmente lavoriamo con la sanità pubblica, con la protezione civile, con la Croce Rossa, con la Promotour, e in questa meravigliosa esperienza abbiamo avuto la possibilità di mettere, diciamo, di creare questo sistema che ci permettesse di presidiare tutti quei punti, quindi praticamente tutta la salita, insomma, dello Zoncolan, ma anche alcune discese nei punti che erano impossibili da raggiungere su mezzi a ruota, quindi personale tecnico, 15 tra medici e infermieri della... Ecco, sottolinea questo, Sergio, sì. perché è un lavoro nuovo che loro hanno fatto. Io ho avuto sempre collaborazione dal soccorso nelle discese. Per fortuna non ho mai avuto bisogno di loro perché nessuno si è fatto male. Però questa volta hanno messo lungo la salita di pure. Sì, appunto, partendo da questa esperienza, da questa collaborazione istituzionale che normalmente noi abbiamo con gli enti, abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione medici e infermieri appartenenti al Soccorso Alpino, che quindi hanno lavorato da volontari in quell'occasione, a disposizione del pubblico, perché ovviamente RCS e Enzo si occupano della carovana e dei corridori, però tutto quello che è fuori dalla carovana, quindi il pubblico... Sono grandi numeri. O con defibrillatori. Con defibrillatori ne avevamo 8 lungo il percorso e soprattutto, ripeto, in zone che sarebbero state impossibili da raggiungere con ambulanze. Grazie Sergio, bravo. Con l'elicottero in caso di pazzesco, brutto pensa tempo. da tutto quello che c'è dietro, è interessante ascoltare perché non ci bravi. pensi, veramente, Poi quando tutto ha studiato con mio figlio, doveva darmi una mano. Bravissimo. Complimenti agli amici di Carpacco, ci scrivono, per gli allestimenti e coreografie preparate, visto l'attaccamento al ciclismo, i 500 palloncini lanciati in cielo erano super. Io avevo tantissimi contributi, ma non riusciremo a mandarli tutti. Ci rivediamo tra poco perché arriviamo allo Zoncolan, a salite inedite, chissà. Voltois. No, non sono così, è un'altra, guarda a sinistra. Muris. No. Mi mandi gli alpini di Muris? Sì, te li mando anche quelli dopo. Mandami quelli, voglio. Vicino a Sutrio, cosa c'è? Una salita... Apriala, vuoi sapere? Pubblicità. Grazie per le foto e i messaggi che ci state mandando, ovviamente che qui la parola ricorrente grazie, un ringraziamento al signor Enzo e al campione Daniele da Muris, ci mandano, non riusciamo credo ad inquadrarlo, ma un bellissimo cuore, ecco sì dai, qualcosa riusciamo a mostrarvi, un cuore, ecco andiamo dal nostro Fabio Di Bernardo, quello però camera. Allora dico anch'io grazie ai miei sponsor. Ai ai ai, qui Invasione di campo. attenzione, dovevi girarti verso il... adesso ti stavano cercando... Invasione di campo. Io intanto voglio andare a conoscere, a parlare con il tenente Silvia Natalia dell'8° Reggimento Alpini, Benzone, grazie per essere qua e nel frattempo vorrei mostrare anche le immagini di quello che è stato l'omaggio che ha aperto la salita, poi che ha caratterizzato il passaggio Muris. Allora andiamo a vedere quelle immagini, insomma c'è sempre un legame con il territorio, si tratti insomma di qualsiasi emozione, di qualsiasi evento, per voi cosa rappresenta in particolare? Sicuramente noi ci siamo sempre
dove c'è la montagna ci sono gli alpini e in questo caso abbiamo portato un po' di verde in mezzo a tanto rosa, questo è chiaro. Abbiamo accolto l'invito, ci siamo sentiti accolti e quindi vi ringraziamo per questo. Eravamo in 50, ci siamo stati ora, come allora nel 76, quindi ci siamo nei momenti un po' più tristi, ma non ci dispiace esserci anche nei momenti un attimo più conviviali e soprattutto c'è un legame particolare insomma tra l'essere militare e l'essere sportivo, nel senso che abbiamo visto molto da vicino la fatica, il sudore degli atleti che stavano per raggiungere il traguardo di quella tappa, parlo dello Zoncolan, e c'era un filo quasi di immedesimazione nell'essere appunto atleti, proprio perché i sentieri dello Zoncolan vengono praticati, vengono frequentati molto spesso da noi alpini, sicuramente non con la stessa fatica, però rivedere qualcun altro che con tenacia, spirito di sacrificio e dedizione percorre gli stessi sentieri, insomma, fa bene, sì, sicuramente. Leggo questa mail che mi ha portato Enzo, che è indirizzata appunto a te, caro dottore, carissimo Enzo, dal lontano Libano, il mio più sentito grazie, scritto maiuscolo, per quello che sei riuscito a fare per uno sport unico qual è il ciclismo. Zoncolan assolutamente irripetibile solo per i veri atleti, con un pubblico spettacolare che solo il Friuli riesce a dare. Un abbraccio da tutti noi ragazzi della Giulia, generale Paolo Fabbri, generale di brigata Paolo Fabbri. Questo è il mio grazie. Tutti voi. Che bello, fa venire i brividi, veramente. Io approfitto, queste immagini, quelle che avete visto di Muri, erano di Marco Pasquariello, perché un grazie lo devo dare anch'io. E poi ringrazio Luca Fornasiero, Tommaso Ravo, Fabio Di Bernardo, Mariana Maiorino, Daniele Micheluz, Silvia De Michelis per i contributi che che abbiamo realizzato appunto nelle varie località. Poi Pierangelo Butazzoni per la regia della giornata in cui abbiamo trasmesso in diretta quella che era l'attesa dello Zoncolan. E poi anch'io voglio ringraziare, facciamo un po' di pubblicità, vorrei ringraziare Laura del Pignau che ci aveva permesso di fare tappa con il nostro furgone, quindi le mando un bacione allo Zoncolan. Grazie Laura, davvero di cuore. Dunque, allora andiamo dalla nostra Mara Veorchia, sindaco di Ovaro, perché entriamo proprio nel cuore Ovaro, ormai indissolubilmente legato con quell'arco anche meraviglioso che apre le porte o del paradiso o dell'inferno, a seconda di come la si viva, vero? Vi ha cambiato la vita lo Zoncolan? Certamente, è una vita migliore, chiaramente, l'immagine, la visibilità che Ovaro ha nel mondo, io mi permetto anche di estendere al mondo intero la nostra visibilità, perché abbiamo visto prima c'è stato l'elenco delle persone che sono arrivate a Ovaro da tutto il mondo per la tappa del Giro d'Italia, quindi ci ha cambiato la vita in modo positivo e ci conoscono più per Ovaro, per lo Zoncolan, però va bene così, insomma, è una cosa straordinaria, eccezionale, l'abbiamo percepita tutta in questo weekend spettacolare, davvero. Cosa si impara dall'esperienza Giro d'Italia? Perché appunto c'è questo grazie, poi c'è il coordinamento, magari quello che si respira in quei giorni può servire poi per la vita quotidiana, anche a livello amministrativo, non lo so. La sensazione è che ci si vuole tanto bene, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché proprio l'esperienza dello Zoncolan non è solo sportiva ma è umana, il volontariato, la solidarietà, la passione, quindi io credo che questo evento raccolga in sé i valori importanti della vita e del vivere quotidiano e io spero che rimanga questo messaggio a tutti quelli che hanno vissuto lo Zoncolan, quelli che ci hanno visti dalla televisione, e che rimanga tra noi persone soprattutto questa sinergia e questa voglia di fare il bene assieme, perché c'è stata veramente una corsa a fare bene. Questa energia positiva, insomma, deve rimanere. Caro dottor Enzo, sempre unico, tanti hanno avuto riscontro dallo Zoncolan, grazie a lei, tutto pieno, tutti entusiasti, mille volte grazie da Adua e da Sutrio.
Ah, vedete, io ho detto sei incredibile, cioè una cosa pazzesca. Un saluto e un grazie a Enzo e a Moz, valido operatore e coordinatore degli eventi delle Valli della Tisone, da Andrea e Roberto. E poi c'era un messaggio che proponeva, aspetta che ci arrivo, da Ovaro al Passo della Forcella, la Stentaria potrebbe entrare nel programma del Giro nel prossimo futuro, mandi i complimenti. La volta che i corridori mi ammazzano. Dici? Sì. Peggio che il Crostis. Molto di più. Non vogliamo per te questo tragico destino, assolutamente no. Bisogna avere i limiti. Però andiamo da Daniele Straulino, vediamo qualche immagine con una salita che insomma avete voluto mostrare. Intanto un gruppetto di ciclisti, ci racconti com'è andata? Intanto siamo a Sutrio, Daniele Straulino, assessore del comune di Sutrio. Sì, buonasera a tutti, ma quel giorno... È responsabile quartier tappa. E non solo. E non solo. Quel giorno praticamente Kainor mi disse devi accompagnare questi ragazzi su per questa salita, ma questo ce lo disse forse qualche giorno prima e noi non eravamo pronti per pulire la strada perché praticamente avevamo tante altre cose anche da fare e quindi con l'aiuto di tanti volontari, del sindaco e poi anche delle persone di Priola che ci tengo in particolar modo e di Noiares, che sono le due frazioni di Sutrio, ci hanno dato una mano per pulire questa salita che è lunga circa 6 km fino al bivio sotto al Cocul e quindi ci hanno permesso poi di far salire questi ragazzi con le bike, che è una cosa secondo me che prenderà sempre più piede, l'abbiamo già detto, e ci ha fatto piacere anche per farlo conoscere questo in modo magari anche in TV. Ci tenevamo parecchio perché anche noi insomma dal nostro lato abbiamo questa salita importante e spero insomma forse c'è qualche immagine, si può capire anche le pendenze e la difficoltà che hanno avuto anche questi ragazzi aiutati dal motorino insomma a salire fino in cima. Adesso le lasciamo andare così riusciamo a vederle fino alla fine. Poi devo dire che i ragazzi insomma, di Priola hanno deciso, insomma, probabilmente si sono anche trovati, io ho lasciato mano libera e hanno deciso di chiamare questa salita la Porta del Paradiso. Sì, infatti ho visto. Ecco, con un bellissimo striscione, poi c'era anche, credo, un ragazzino che voleva rappresentare un angelo, insomma, che dava ecco, quel bambino che era vestito in bianco, voleva rappresentare praticamente il benvenuti ai ciclisti che passavano di là. Proprio, che bello, quindi una sorta di una Beatrice anche magari. Eccola, è una bellissima bambina che ringrazio, insomma. Qua c'è un diavoletto però, sì, ma insomma avete era un po' per di tutto, coreografia, sì, c'era un po' di tutto, però insomma il nome era la Porta del Paradiso. Enzo Cusi, già abbiamo parlato di e-bike, ci hai raccontato prima che di comandata poi proprio effettivamente c'è una grande richiesta, quanto cambia poi, quanto il ciclismo influisce sul cicloturismo, che è quello che ci interessa, e poi durante tutto l'anno, insomma, che con Enzo poi ci regalate anche altri eventi, avete portato qua campioni, ci sono state serate anche con il tuo premio, insomma, importanti, insomma, attorno al ciclismo ruotano tante cose. E la tua testa continua a programmare, credo, sempre nuove iniziative, no? Diciamo che il Giro d'Italia, questo evento, in realtà è l'inizio di un qualcosa che dà dopo, che può dare il cicloturismo, per far conoscere i nostri territori e per poter portare questo mondo a portare un'economia, no? Perché il Giro d'Italia fino a se stesso deve proprio portare a far conoscere e vivere col mio mondo, col mondo della bicicletta, un futuro in economia di cicloturismo, dove adesso si cominciano a vedere i primi risultati. Sì, ecco. Ci fa piacere, io voglio capire di preciso cos'è, perché il Volontari Gruppo Cainero, qui rappresentato da Ivano Fanzutto. Gli aficionados, i groupies di Cainero, com'è? I giovani sì. di Cainero. I giovani. Ci racconti di questo gruppo storico? Fai conto che io non mi ritengo il più giovane, ma sono quasi il più giovane di questi giovanotti. Ecco. Dunque noi avevamo un compito semplicissimo, di intrattenere la gente e di farli star bene. Quello che gli inglesi dicono enjoy.
farli gioire. E abbiamo fatto di tutto per fare questo, insomma, mi pare che ci siamo riusciti. È stato un grosso impegno, però diciamo che l'abbiamo vissuto con tanta spensieratezza e tanta gioia, perché vedere la gente che ci circondava, che normalmente è la gente che deve aspettare da mezzogiorno fino alla sera per vedere un qualcosa, si arrabbia, si spinge, si baruffa, invece lì erano tutti contenti. Parlavano in pochi perché avevano sempre la bocca piena, di conseguenza... Ho visto bei fricchi, Silvia Esatto. De Micheli si è andata bene sullo Zoncolan. Sì. Anche a me a Villa, sì, non niente da, però intendo, ho visto belle cose. Sì, Sì, comunque, qua non mi sono ecco, portata la merenda, dopo vi dico cos'è. Gliel'ha portata Enzo o gliel'ha portata Bazzani? Dopo vi spiego, sì, non manca allora, mai il niente, foraggio. io ci tenevo in rappresentanza di tutti questi giovanotti che ho gestito in questi giorni, di ringraziarli. Enzo lo sa, ma sono tutte persone che hanno messo non la buona volontà, un po' di più. Un po' di più. Sì. Ecco. Anzi, mi hanno incaricato di dire al dottor Cainero, mi hanno detto, di al dottor Cainero... Che cumola di pagliassi. No, che deve continuare a fare queste tappe, perché altrimenti noi dobbiamo andare a cercare lavoro da altre parti. Questo è bellissimo, veramente. Allora, stiamo arrivando al futuro. Complimenti Enzo Cainero, grazie che hai collaborato in ogni maniera. Zoncolan sempre al top, ma perché non pubblicizzare durante il giro lo Zoncolan d'inverno in una vetrina mondiale? Grazie Maurizia. Un altro scrive, no, la stentaria no, è disumana, quindi Concordo. si vede che è un ciclista, forse, non so, è Froome o qualcuno che ci sta seguendo. È Contador, mi dicono. Contador è un bravo ragazzo. Dai, che scherzo. Non demonizzate Contador. Scherzo, ma era per stirarti fuori, se insomma, intanto possiamo vedere le immagini di De Marchi che ha festeggiato il compleanno sulla salita, così approfittiamo in questi minuti che ci rimangono, così con un po' di audio. Dunque, tante belle cose, tanti grazie, tu mi hai promesso una cosa per il finale di trasmissione, ovvero il futuro. No, io parlo del presente, eccolo lì, Mi hai fatto aspettare fino adesso. avevo creato il suo fans club, sua moglie Anna, col gruppo... Che gossip adesso. Il territorio me lo insegna i sindaci, bisogna controllarlo. Ok. No, io volevo in chiusura, ecco lui si è fermato, è vicino allo stand della Fantoni e all'uscita dell'ultima galleria, ma avevamo concordato tutto questo. Era stato bellissimo. Io non potevo essere. Io volevo dire una cosa che è molto importante, a conclusione di questa bellissima serata, che ha riunito tante forze e risorse di questa regione. 15 anni non sono stati solo lo Zoncolan, ma sono state l'intera regione, io ci tengo a dirlo. Abbiamo scoperto dei territori fantastici come le valli del Natisone. Abbiamo riscoperto il Piancavallo che era stato dimenticato da 20 anni. Abbiamo portato avanti di nuovo tutta la Carnia. Noi abbiamo passato tutte le strade possibili e immaginabili. Le uniche due salite che mi hanno impedito di fare sono quella di Pani, che tu ben conosci. Ecco, adesso questi sono gli scoop che non sai. E quella di Butea, Fusea di nuovo, perché hanno detto che è troppo pericoloso. Non c'è spazio di manovra. Non c'è spazio di manovra. Allora, la regione è straordinaria per fare grande ciclismo. Io porto l'esperienza di questa edizione, dove 2 città di partenza nuove a questa esperienza sono cresciute con un entusiasmo incredibile giorno per giorno. E io non faccio piaggerie, faccio i complimenti, perché ho detto che avete dato una dimostrazione di quello che si può fare coalizzandosi, perché anche sotto l'aspetto sociale il ciclismo è trasversale, unisce tutti. E quindi questa è stata una bellissima esperienza. Quindi? Non c'è solo lo Zoncolan e quindi il futuro di Enzo Cainero è dettato dalla carta d'identità. Ma no. E nella carta d'identità bisogna avere la consapevolezza che non si è infiniti. Sì, però ti hanno appena detto che tu hai la responsabilità di... O mi fai finire o se interferisci... Ivano, per piacere. Guarda, o se interferisci. Io devo dire che
ho in testa quello che si può fare, quello che si deve fare e anche l'unica cosa che dico che non lascerò che questo patrimonio si distrugga. Si spenga. Ma ha individuato qualche delfino, se la carta d'identità? Io le idee le ho chiare, devo capire chi saranno i miei interlocutori entro breve. La cosa deve essere progressiva, come un buon sindaco crea il suo futuro, devi creare il tuo futuro, perché pensare di essere... Ma quindi tu in primis da solo dici basta? No, da solo, non sono mai stato da solo. No, da solo intendo, ma tu dici io la carta ma ci sono, Francesca, ci sono delle situazioni in cui 15 anni fa fare una tappa era l'80% divertimento e 20% fatica. No, per carità, ti capisco. Oggi è 95% fatica e 5% divertimento. Poi quando finisce hai le soddisfazioni diventa tutto divertimento. Però tu dici non dobbiamo preoccuparci comunque, ci lascerai in buone mani. Non ti preoccupare di questo. Io intanto il 14 luglio voglio tanta gente sullo Zoncolan con le donne perché sarà uno spettacolo. E il giorno dopo la Cividale che sarà un altro spettacolo. Ultima tappa dell'unico giro al mondo, Pro Tour, e con un sacco di persone e sarà molto bello. Dico che il Friuli, se continua a ragionare e ha degli interlocutori, io ho vissuto 2 periodi strepitosamente positivi, uno con Elio De Anna e l'altro con Sergio Bolzonello. Abbiamo programmato e abbiamo portato a termine tutto, tutto, che non è poco. Allora bisogna avere uno con cui si parla, prende gli impegni seriamente e le cose poi si fanno. Il messaggio è arrivato, allora tu prima hai detto e ti assumi la responsabilità che Voltois qua dentro lo conosceva solo una persona. Sandro da Medea scrive: perché niente salita di Pani, sarebbe stato bello il giro a Voltois. Pani è bella, eh? Prova a sapere, chiedi chi conosce Pani. Buon Pani, sì, dai. Allora, chiudiamo addolcendoci con la focaccia, il dolce... Schiacciata rosa, chiedo scusa, schiacciata rosa che ci arriva da San Vito al Tagliamento, in particolare da Aldo e Nerina che l'hanno realizzata, quindi grazie. Tuttavia qualcuno che è responsabile delle partenze non ha portato il cortice per via della sicurezza, ma noi a Telefriuli ce l'abbiamo. Però dice di averla pagata, ho qualche dubbio, però l'ha portata perlomeno. Grazie a Enzo Cagnolo, grazie a tutti voi, fatevi un applauso, lo faccio io a voi, grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, voi che ci avete seguito, che ci avete mandato foto, grazie a Fabio Di Bernardo, Davide Modotto, sono bene stasera, e Gian Domenico Ricci, Maria Clara Buttazzoni e tutti quelli che hanno collaborato e nominati prima. Un bacione, ciao. Ciao a tutti.